Padova rafforza il suo legame con il mondo medico. È stata inaugurata la seconda edizione di Circular Medical Expo, l'evento che riunisce decine di realtà specializzate in ambito biomedicale. Regione del Veneto, Camera di Commercio di Padova, Venice Promex e altri ancora. Sono numerosi gli enti che si sono spesi per la buona riuscita di questa manifestazione. Questa seconda edizione mette assieme proprio questi mondi, cioè la scienza e l'impresa. I numeri poi ci confortano perché abbiamo oltre 50 imprese venete che sono presenti, oltre 30 operatori che provengono da 11 paesi esteri, ma soprattutto la messa assieme del mondo accademico e dell'impresa è un elemento fondamentale per lo sviluppo e per l'innovazione delle nostre imprese. Espositori da diversi paesi del mondo, aziende specializzate e una proposta dedicata ai professionisti del biomedicale davvero preziosa. Ricerca scientifica, innovazione e sostenibilità coniugate in 1 o 2 giorni nel cuore di Padova, capoluogo profondamente legato all'ambito medico. Riunire queste forze, ricerca, istituzioni, economia, per noi è un orgoglio poter ospitare questa manifestazione e rientra proprio nello spirito di Padova Hall, che è quello di unire le diverse aree per ottenere le eccellenze che già nel Veneto sono importanti. Tutti hanno sostenuto e partecipato a questo evento che si colloca nel solco anche del World Health Forum di quest'anno, che questo è il secondo anno di World Health Forum ed è il secondo anno di un evento come questo. Stiamo parlando di un settore che ha circa 2.400 aziende, 35.000 dipendenti, 5 miliardi di export, quindi un settore di particolare rilevanza, concentrato su 3 province, Treviso, Vicenza e Padova, ma dove c'è una grande attenzione ai temi della medicina biomedicale. Non solo possibilità di accordi commerciali, ma anche di approfondimenti grazie ai numerosi convegni che fino a mercoledì pomeriggio arricchiranno la visita al padiglione 11 della fiera. Il settore del life science è un settore che è in forte crescita, dovuto al fatto soprattutto dell'invecchiamento della popolazione, e il nostro territorio è un territorio che su questo ha un grande potenziale. Questo grazie alla forte connessione che c'è tra l'innovazione e la ricerca, il fatto di avere un'accademia, un'università con forti tradizioni e competenze, e anche di avere un tessuto produttivo così fortemente dinamico e innovativo.